Giacomo Leoni, peccato che alla fine magari un altro set poteva starci. Sì, peccato, soprattutto il secondo e il terzo abbiamo lottato di più. Il quarto set ci hanno messo molta pressione in battuta come durante tutta la gara, poi ha iniziato a carburare l'opposto, le bande hanno iniziato a fare tanti punti e a tirare il servizio. Noi abbiamo fatto fatica a ricezione, quindi abbiamo giocato poco al centro e loro sono stati bravi a murarci, i loro centrali hanno fatto tanti muri. Peccato perché abbiamo dato dimostrazione, soprattutto nei primi set, di potercela giocare anche stavolta. Adesso andiamo giovedì a Verona, anche lì testa alta, proveremo a strappare qualche punto. Il nostro obiettivo è quello, giocare sempre a testa alta contro tutti e quel che viene ben venga. Anche dopo il tuo ingresso con Sebastiano Milan, tanto tra voi due un'ottima intesa ho visto. Avendo giocato al Club Italia 2 anni e tutte le nazionali giovanili mi trovo molto bene con lui. Il suo ingresso è stato molto positivo, ci ha dato una buona mano in attacco. Peccato che non è bastato come squadra a farsi guadagnare il tie break, però la squadra è compatta e unita e proveremo a Verona a fare qualcosa di meglio. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, Creti. Sebastiano Milan, sei entrato in campo delle belle bordate effettivamente oggi. A forza di far pesi, dai, la palla sta iniziando a viaggiare. No, sono contento, dai, ho sfruttato l'occasione che mi ha dato coach Valerio. Sono entrato in campo deciso, a testa alta, spregiudicato, perché alla fine sono così, entro in campo, cerco di dare il massimo con tanta grinta e è andata bene, sono contento, volevo far bene, ma alleno tanto, durante la settimana do il massimo, mi faccio un mazzo così e quando entro in campo la domenica voglio fargliela pagare agli avversari. Senti, peccato poi però perché un secondo set non era poi così lontano come obiettivo. Non era assolutamente lontano e credo che manchi ancora quel saltino di qualità che dobbiamo fare non come individualità ma come squadra, per poter magari al posto di farlo finire 25-23 per loro, 25-23 per noi, però oggi siamo stati in campo con una squadra che non ha bisogno di presentazioni, Perugia, quindi siamo contenti, però insomma ci dispiace tanto perché noi, ripeto, durante la settimana ci alleniamo e la domenica scendiamo in campo per vincere, che dall'altra parte ci sia l'ultima in classifica o che dall'altra parte ci sia la prima, noi la domenica vogliamo vincere. Certo abbiamo fatto una buona partita però abbiamo perso e noi volevamo vincere, punto. Grazie, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Ciao.